Sì, sono Mario Birardi, esponente storico. mia Carlo. Aspetta, ciao. Ho telefonato a casa di tu. Babbo dice che non può venire. Mamma, penso voglia venire. Gli ho telefonato. Mario Birardi, esponente storico prima del Partito Comunista Italiano, vero? Certo. E oggi militante del Partito Democratico? Sì, sì, militante. Allora, queste elezioni sono particolarmente importanti oppure no? Beh, da questo punto di vista sono importantissimi. Giustamente prima di tutto per la Sardegna. E poi possono avere anche un rilievo di carattere nazionale, anche perché chi è sceso in campo è il Presidente del Consiglio, che praticamente sembra che sia una sorta di referendum, perché ho visto che nella lista del Popolo della Libertà c'è scritto Presidente Berlusconi, quindi evidentemente il suo candidato non appare. Come vede la candidatura di Soro? La candidatura di Soro chiaramente vuole essere una candidatura di conferma per quello che è stato fatto nel corso di 5 anni. Io francamente avrei coinvolto di più però la gente ed anche il Partito Democratico dal punto di vista della partecipazione. Non mi riferisco soltanto alla campagna elettorale, ma mi riferisco anche nei mesi trascorsi. Da questo punto di vista c'è qualche difficoltà perché nei territori il Partito Democratico ancora non è decollato e rispetto agli entusiasmi che c'erano nella fase iniziale e c'è anche parte che è un po' delusa proprio perché adesso non è stata creata la struttura. In Sardegna non c'è la struttura dei circoli, che sono la struttura di base A suo giudizio, perché il partito si affermi, che cosa è necessario fare? No, ripeto, bisogna molto prestare attenzione ai territori e costruire un tessuto a livello territoriale, che sia anche dal punto di vista politico, partecipativo, organizzativo, anzi proprio per far coinvolgere forze diverse da quelle dai filoni tradizionali che vengono da altri partiti, in modo che si formino, perché questo è importante. Noi ormai abbiamo passato i nostri anni, bisogna aprire la strada alle giovani generazioni, le giovani generazioni si formano attraverso la partecipazione diretta.